Notte di disinfestazione a Padova e in alcuni comuni della provincia, quelli maggiormente colpiti da casi di West Nile. Scatta da questa sera il piano di disinfestazione previsto dalla regione, visti gli oltre 170 casi registrati nel Padovano da luglio. Gli interventi sono stati concordati dalle varie amministrazioni insieme all'USL 6. Oltre a Padova sono coinvolti Abano, Albignasego, Salvazzano, Ponte San Nicolò e Cadoneghe. In città gli interventi con prodotti adulticidi e larvicidi si concentreranno nei parchi, nelle aree verdi e vicino a case di riposo e ospedali. I parchi e le aree verdi padovane resteranno perciò chiusi fino a domani pomeriggio. Da parte della Regione è stata richiesta una disinfestazione straordinaria che viene in realtà i luoghi vengono individuati dall'ULS. Noi ci limitiamo semplicemente ad agire, in particolare sono le aree verdi, i parchi e le RSA dove ci sono dei soggetti fragili. I prodotti adulticidi verranno utilizzati nelle ore serali perché vanno a colpire la zanzara Culex, vettore del virus West Nile, che attiva solo di sera e fino all'alba. Quello di oggi è una disinfestazione straordinaria che viene fatta adulticidi, quindi si va a cercare la zanzara adulta. È un intervento un po' più importante anche dal punto di vista, come dire, dei prodotti usati che sono naturali, però si tratta comunque di un intervento che può andare a incidere anche su altri insetti, come dire, li possiamo definire buoni come le api per farci capire impollinatori, quindi va usato con dovizia, con cautela, perché ha degli effetti collaterali e quindi lo utilizziamo solo dove ci viene chiesto dalla Regione e dall'ULS. I cittadini sono invitati perciò a chiudere le finestre e coprire orti ed eventuali piante commestibili presenti nelle terrazze.